Grazie Presidente, volevo intervenire per ricordare ai colleghi che non era necessario esserci sabato a Vicenza perché ci sono ampi video che testimoniano i fischi che i vice premier hanno ricevuto a Vicenza nel merito delle misure prese per i risparmiatori veneti. E colgo anche l'occasione per dire che non ha senso mettere a confronto 100 milioni veri che il precedente governo aveva messo in campo per i risparmiatori truffati con 1,5 miliardi di soldi che stanno scritti lì ma che di fatto non vengono distribuiti perché questo governo sta rinviando da mesi l'emanazione di un decreto attuativo che renderebbe questi soldi effettivamente fruibili. Ricordando poi ai colleghi, anche al sottosegretario Villarosa che si indispettisce, che questo principio per il quale diamo tutto a tutti sarà anche qualcosa che si vende bene, ma non rispetta affatto un principio di giustizia, perché i soldi vanno restituiti a chi è stato veramente truffato, non a chi l'ha fatto coscientemente. Quindi noi in attesa di questo decreto attuativo ricordiamo a questo governo i fischi che ha preso a Vicenza sabato scorso.